Allora, altri non ce l'hai? Manuela riuscirà a fare dichiarazioni. Lui deve prima prendere la parola ora? Io Sì, c'ho da fare il mio intervento. devi prendere tutti. Quindi, sì, no, ma dicevo l'ordine in cui... L'ordine decidete voi. Dice prima... Aveva chiesto la parola benissimo. a Alberto. passa a me e poi passiamo alla votazione. No, allora lui, siccome le dichiarazioni di voto, allora prima te, perché lui quando si vota dichiara. Anche la mia dichiarazione di voto. Devi intervenire nel merito delle cifre, no? Dicendo per me bisogna spostare. No, la mia è una dichiarazione di voto. Quindi non solo. ti va bene ma ti va male, diciamo, fare la dichiarazione. Allora la dichiarazione di voto. Benissimo, vediamo. Va bene. Sostanzialmente dicevo prima che è quello che abbiamo osservato nel momento delle opere pubbliche lo confermiamo. Il gruppo di centro-sinistra di Piancastignano esprime un voto diretto a contrarietà al bilancio di previsione. La nostra posizione era già stata espressa nell'occasione del Consiglio comunale scorso e parte dal semplicissimo riscontro che in un periodo difficile e complicato, certamente per gli enti locali, ma soprattutto per i cittadini e le imprese, avere a disposizione delle ingenti risorse aggiuntive derivanti dal protocollo generale della Germania e non utilizzarle per ulteriori per ridurre ulteriormente la pressione fiscale è un errore grave. Avere, a differenza di altri comuni, circa 2 milioni di euro l'anno e non farne beneficiare direttamente cittadini e imprese è, a nostro avviso, sicuramente sbagliato e non può che prevedere nel merito un voto unitario. La scelta di rinunciare a Tasi nel 2014, utilizzando proprio le risorse in oggetto, è stata, come è noto, approvata anche da noi, dal nostro comune. È necessario in ogni caso uno sforzo ulteriore per proseguire in questa direzione anche nei confronti dell'INPS. Già in occasione del bilancio 2014 avevamo chiesto di prevedere uno sgravio fiscale in questo senso, ma non siamo stati ascoltati. A fronte di oltre 500.000 euro di avanzo di amministrazione e alle ricordate risorse aggiuntive, continuiamo a osservare la stessa imposizione fiscale e nessuna riduzione dei costi e dei servizi. Inoltre, nella programmazione delle opere pubbliche riteniamo che vi siano interventi sicuramente sovradimensionati, qualcuno di scarsa utilità ed altri irrisori, come ad esempio quelli destinati al Palazzo Cuba del Monte, come avevamo già osservato l'altra volta. Per esempio, 350.000 euro per la riqualificazione di Piazza Dante, con la previsione di 150.000 euro per l'ascensore della Rocca, si commetta da solo. 500.000 euro per la riqualificazione dei parchi, diciamo che sono anch'esse sufficienti. 200.000 per la fonte di voltaica può anche andare, questi sono naturalmente degli esempi. Ma 2.500.000 euro per i prossimi 2 anni per il recupero dei fabbricati terziari, credo che quantomeno non si capisce a chi serviranno queste risorse. In tutte queste previsioni di spesa non si è trovata la cifra di 200.000 euro per abbattere l'IMU alle nostre imprese e ai nostri cittadini. Questa è la nostra posizione. D'altra parte, soprattutto, sono mancate alcuni strumenti di partecipazione, quali la convocazione delle commissioni ed altro, che non posso, pertanto, che sono stati negati espressamente dal sindaco. Pertanto non possiamo che prevedere la nostra forte opposizione a questa scarsa partecipazione all'attività delle in questo senso. Allora, io le comunicazioni non le ho fatte perché non avevo nessuna intenzione di eliminare. Se qualcuno mi ci tira per la giacchetta, quasi, io dico che errare è umano, perseverare credo che sia diabolico. E qui questa perseveranza a quanto pare è evidente. Ma io non riesco a capire. Io già l'altra volta l'ho detta con molta chiarezza. Che poi quando il nostro gruppo
ha deciso di levare la tasi, azzerare la tasi ai propri cittadini. È stata una decisione politica voluta dalla maggioranza. Non ci ho votato a favore, ci mancherebbe altro che uno votava anche contro, non è stata certamente una scelta vostra, ma non è stata non una scelta vostra di oggi, non è stata una scelta vostra nemmeno di prima, perché tu vedi, non è che vieni da una scuola, vieni fuori da un consiglio comunale, dopo 10 anni il consiglio comunale, tu eri un consigliere comunale dell'altra precedente amministrazione, la Sacchi era un assessore della precedente amministrazione. Quindi queste scelte di aiuto ai vostri cittadini nell'elevare e abbassare le tasse non le avete mai fatte, non le avete mai fatte, non ci avete nemmeno mai pensato. Come ho detto, nessuno vi proibiva invece di buttare quei soldi di 1 milione e rotti di euro facendo quel cataplasma lì al Palazzo del Marchese, di invece di spendere lì levare la tasi ai vostri cittadini. Perché la tasi costa al comune di Piancastagnaio 260.000 euro. Allora, per 1 milione di euro, 5 anni prima, per 5 anni avevate elevato la tasi ai vostri cittadini, per 5 anni. Quindi sono state scelte politiche e manco ci avete pensato. E ci mancherebbe altro se poi dopo noi che ci abbiamo pensato votavi anche contro. Ma dico, ancora si persevera nel dire dovete fare. Ho detto, ma lasciateci perdere un pochino, ma stiamo scherzando davvero. Qui ogni giorno è una novità, ve l'ho detto l'altra volta. Hai preso il documento del Ministero dell'Ambiente e mi hai detto, ma non sono mica 360.000 euro. Infatti, se qualcuno legge bene quello che ho detto l'altra volta, io non ho detto che erano 360.000 euro, perché addirittura ho detto che il nostro tecnico doveva fare il computo preciso dei soldi che dovevamo restituire, non i 360.000 euro, perché una parte di quei soldi già era accertato che andavano restituiti. Gli altri soldi addirittura invece non erano stati spesi per quello che era stato finanziato, ma in quel momento il Ministero non eccepisce su un discorso giuridico o su un discorso penale o su un discorso eccepisce su dove sono stati fatti o meno, e lì dopo c'è un altro tipo di responsabilità. Quindi anche in quel caso ci sono ogni giorno una novità. La novità è che noi abbiamo trovato 180.000 euro l'altro anno, e poi ora parleremo dell'avanzo di bilancio, no? Abbiamo trovato 181.000 euro del consorzio Alpilotti di quest'anno, in qualche maniera l'abbiamo sanata. Non ci sono quest'anno, ma mica l'ho spesi io quei 181.000 euro. Ancora abbiamo il contenzioso su queste fatture non pagate, di cui 3 segretari comunali non sono uscite a uscirne fuori, di cui dovremo andare anche lì alla procura della Corte dei Conti una volta riscrivere la lettera a tutte le ditte dicendoci, per cortesia ci dite perché avete mandato queste fatture che non sono state insolute dal 2008 fino ad oggi. Dico, ma ci si rende conto o no? Ma come si può dire esprimo un voto di netta contrarietà ai bilanci del 2015 in quanto la scelta non c'è stato un ulteriore sforzo per abbassare ai cittadini la propria pressione fiscale? Ma quali altri comuni l'hanno fatto? L'unico è stato il comune di Piancastagnaio, il comune di Santa Fiora nemmeno tutto, la metà della tasi, il comune di Arcidosso niente, ma non sono mica comuni della mia area, a parte che io l'ho sempre detto, sono libero. E invece di applaudire, io stamattina ho avuto un convegno in cui c'erano 2 onorevoli del PD, in cui c'era un consigliere del PD, non c'era un consigliere, non c'era uno di Piancastagnaio di sinistra. Il convegno era aperto a tutti, c'erano manifesti fuori. Alla quale io personalmente non sono potuto venire. Vabbè, ma per dire, non c'è nessuna rappresentanza politica di Piancastagnaio, così. Un convegno che non era per bagaggini, era un convegno su una cosa importante sia dal punto di vista terapeutico, ma importante anche perché, come ho ribadito, era un discorso su Flora Gnana, di cui ci lavorano la bellezza di 250 persone,
E non facevo per montanare, lo dico chiaramente il Consiglio, lo facevo per flora mia, perché chiunque viene potrebbe avere qualcosa in più rispetto a quello che non c'è oggi, e non è detto che ci si riesca. Però ci siamo parlati con l'onorevole Terrosi, che è venuta, che è una che ha fatto il secondo di legge, e con l'onorevole Dallai, il quale si è detto: benissimo, mettiamoci intorno al tavolo e lavoriamoci sopra. Quindi anche al di sopra della politica, ma è possibile che si debba ancora, ma poi non si vogliono capire, non si vogliono capire le cose, no? A fronte di oltre 500.000 euro di avanzo in amministrazione, ma le devo tenere io questi 500.000 euro di avanzo in amministrazione, perché quando ne ho restituiti 160.000 euro al Ministero dell'Ambiente, da dove le prendo io quel bilancio non ci sono? O tutti quegli altri soldi, da quale bilancio le prendo? Ma quale avanzo in amministrazione? È quello dell'altro anno l'avanzo, che me lo sono rimangiato con tutti i debiti che avete fatto. E quest'anno a garanzia mi tocca tenercelo, e lo sa benissimo il ragioniere. Quindi non so che sono alzati. Sono debiti che non si sa ancora come andava a finire. Quando mi si dice 2.500.000 per i prossimi 2 anni per i recupero di fabbricati nel Siena, a che servirà? Ma dove sono? Ma l'avete letto bene o l'altra volta eravate disattenti? Ennio l'ha spiegato benissimo. I soldi del Siena non sono soldi dell'amministrazione di Pian Castagnari, del nostro bilancio. Sono soldi sul progetto Vato, di cui ieri l'altro, grazie a questa amministrazione, è stato approvato, perché ci siamo impegnati, la prima tranche per capire se il progetto, con questo progetto in cui c'è anche un Pietro dentro, è un progetto d'area vasta della Comunità Europea, vero Elio? In cui è stato approvato e accettato, perché il villaggio del Siene, quella sì che è un'eccellenza, perché se noi all'Amiato abbiamo delle eccellenze, è nei miniere. Perché il Parco Nazionale non è che l'ha avuto i bagaglini, l'ha avuto il Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente prende, fa i parchi nazionali dove ci sono le eccellenze. Mi si continua a parlare del Palazzo Bourbon del Monte. Ieri lo dicevo candidamente, non mi vergogno a dirlo, di fronte ai miei consiglieri. Cioè, ma vi rendete conto quanti palazzi Bourbon del Monte in tutta Italia ci sono? Che stanno decadendo, che stanno venendo giù, da Venezia a Roma, a qui vicino, in tutte le più grandi città, palazzi con dei tesori incredibili che non finiscono più. Quanti palazzi ci sono? Quante miniere non ci sono? Mentre la miniera del Siena è unica a livello europeo, perché è l'unica miniera di mercurio. Allora ci si batte dove sono le eccellenze, se qui vogliamo far venire qualcosa di eccellenza. I 2.500 euro, per non raccontare le palle ai nostri cittadini, non è soldi dell'amministrazione, sono soldi che l'amministrazione con un progetto Vato a livello di comunità europea cercheremo di ottenere per farlo e farlo lì. Ma non sono soldi che io spendo mettendo o levando le tasse ai miei cittadini o impiegandoli come avete fatto voi per Palazzo del Marchese. Io ho fatto il massimo, non c'è altri comuni che hanno messo giù la tassa in questa maniera. Non ho detto di no e non ho detto di sì, perché sono sempre a tempo a vedere. Il Palazzo Bourbon del Monte c'è da ragionarci bene sopra, ma tanto ragionarci bene sopra, perché ci abbiamo scherzato troppo su questi sponsorini. Non lo si può lasciare cadere. Ma chi l'ha detto che lo vogliono far lasciare cadere? Però non voglio fare nemmeno le bischerate per un teatro che avete fatto voi, scusa. Quando uno ci è cascato una volta, cerca di non cascarci più. Ma si è reso conto di che cosa è successo nel Paese Vecchio con una struttura del genere? Che è diventata inabitabile quando c'è il vento, quando c'è la pioggia, quando c'è tutto. Ma vi siete resi conto che quei temi sono stati messi in maniera sbagliata, perché si stanno lesionando tutti al centro, perché non sono stati fatti i temi da 2 metri invece che 4. Non mi dite che c'è stata la sovrintendenza, perché ho già risposto l'altra volta. La sovrintendenza dà dei pareri, non le fa fare le cose. Mi invitate a me, mi invitate a nozze quando mi dite queste cose. Di nuovo 250.000 euro per la riqualificazione di Piazza Navale, con l'assurda provvisione di 150.000 per l'ascensore alla Rocca che si commenta da sola. Ma non si deve commentare per nulla, perché l'ho già detto 1000 volte. È un progetto di massima che non ha nessuna indicazione, dica architettonica né nulla, è per ottenere un finanziamento
gratis da Molinei sull'abbattimento delle barriere, poi avrei visto dove, quando e come. Non so soldi che abbiamo messo impegnati nell'amministrazione, nel nostro bilancio, ma diciamocene le cose, no? Però se mi mettete per scritto, addirittura ora finché fate volantini non può fare bene, no? Tanto le fate se porta via il vento, no? Ma se me lo scrivete in un documento che presentate al Consiglio, io le devo dire che so delle puttanate, perché perché 2,5 milioni non è che lo dite voi, 250.000 non è che lo dite voi. Allora forse ha ragione Luciano Baffoni. Ma come Baffoni? Ma ragazzi, è 10 anni che fai sei consigliere comunale. L'abbiamo già detto anche l'altra volta, riguardo a questo l'altra volta è stato spiegato in Consiglio Comunale. 5 anni. Alberto, 2,5 milioni l'abbiamo spiegato in Consiglio Comunale che non erano soldi, no? Per salvare il Palazzo del Marchese, credo che non sia una spesa così superata. Ma io lo sto dicendo, ma chi ha detto che ho detto che in questo momento il Palazzo del Marchese io non prevedo soldi che non so. Allora io non prevedo soldi che non so. Io ho già parlato col professor Tanelli Giuseppe, vi informate, che è stato presidente dei geologi nazionali, a venire gratis da Molinei a rendersi conto di cosa c'è, poi ne parleremo. Perché ci sono 10 studi, 20 studi, ognuno arriva e ognuno c'ha la sua ricetta. Però credo che anche... Ma le ricette non si mettono così. Quando sapremo che fine dobbiamo fare, eccetera, i soldi ci si impegneranno. Non ci mette soldi tanto per metterci, allora, perché ci sa nemmeno dove. Abbiamo fatto bene a metterlo in sicurezza, perché altrimenti... Ma non è in sicurezza quell'edificio. Quell'edificio se implode da solo, non è in sicurezza. È quello che non ci siamo capiti. Quell'edificio non è messo in sicurezza, gli è stato messo un coperchio intorno, ma può implodere e venire giù. In sicurezza significa che erano state fatte le fondamenta e che erano stati fatti i tetti. Quella è la sicurezza. Quella è un monumento nemmeno incatenato, perché incatenato le catene reggono. Lì sono stati spesi soldi, ragazzi, ma la realtà è questa, no? Ma la vogliamo raccontare? Andate a vederlo. Un palazzo messo in sicurezza significa che vengono fatte le fondamenta e non crolla. Quello può implodere da solo e venire giù in qualsiasi momento. Quella non è la sicurezza. La botta di terremoto viene giù, si va tutti in conteggio. Ma che non ci raccontiamo le palle, non l'ha messa in sicurezza. Allora, su, l'ha messa in sicurezza. È stato chiuso, non messo in sicurezza.